Buongiorno da Leandro Maggi, lo Vigo in diretta, il fascino del mare in questa domenica di novembre particolarmente soleggiata, con una variante inedita, un gruppo di pescatori che hanno lanciato le loro esche tra la curiosità dei tanti turisti presenti. Non mi aspettavo di vedere dei pescatori in questa stagione e siamo con Diego. Che tipo di pesca state facendo? Una tecnica di pesca che si chiama surf casting o pesca dalla spiaggia praticamente. Si pratica sia d'estate che anche periodo invernale. Infatti d'estate si prendono mormori, grufolatori, quindi mormore, orate, ombrine, qualche spigolotta. E a quanto la lanciate la riesca? Questo va in base, bisogna un po' studiare la spiaggia, vedere dove ci sono le secche e i canali che sono paralleli alla spiaggia, quindi dobbiamo pescare dentro i canali. Bisogna osservare un po' le onde e vedere dove le onde si infrangono, quindi vuol dire che lì c'è una secca, quindi a pescare proprio al di là tra una secca e l'altra, insomma, dove i pesci si presume vanno a mangiare, insomma. Ecco, la domanda che di solito non si deve fare a un pescatore, hai pescato? Stamattina ho preso una spigolotta appena sopra il mezzo chilo. Ah, buona. Adesso è il periodo che le spigole, le grosse spigole anche vengono a riprodursi nel periodo invernale vicino alle coste e quindi è probabile di incappare in qualche preda del genere, insomma. Ecco, ti chiedevo prima fuori onda, non siete un'associazione, praticamente una chat e avete deciso di fare questa pesca oggi? Sì, siamo amici, diciamo che siamo trovati tramite Facebook in una chat che si chiama Surfcasting Rodigino e quindi ci mettiamo d'accordo a fare qualche pescata in compagnia e via, insomma, tanto per passare qualche bella giornata così. Prevalentemente quando c'è il mare in scaduta, cioè quando che è finita una tempesta, che sarà ieri il vento di Bora, che muovono le onde, il fondo sotto e quindi qualche pesce insomma, che gira, che in cerca di cibo ci sta, insomma. Ecco, l'ultima domanda, ma a un pescatore si può dire buona pesca? O è meglio di no? Porta male? Porta male per i diciamo quelli superstiziosi, ossia quasi tutti insomma. E quindi non te lo dico, bene? Ok. Ti ringrazio. Di niente, saluti, buongiorno. A quanti metri la lanci? Adesso è una pesca invernale, quindi siamo sui 70-80 metri. D'estate vai sopra i 100. Ah, sì? Sì, dipende. Adesso si usano dei piombi che non sono per la distanza. Di estate si usano piombi per distanza. Invece adesso si usano dei piombi che ti consentono di restare in pesca. E sono le stesse pesche, cioè è spigola sia d'inverno che d'estate o... Di estate si pescano orate, principalmente mormore, e adesso è il periodo autunnale. Ma tu fai pesca solo al mare o anche in fiume? O... No, no. Ah, solo in mare? E quindi ogni giro di mulinello? È circa 1 metro, quindi ne abbiamo fatti forse un centinaio, un po' meno, quindi siamo sugli 80-100 metri.